Siamo con Torino Bombieri, presidente dell'Hockey Roller Bassano, partita dal Cardio Palma, finita 5-3 per i roller, quando eravamo a 3-0 per il Trissino. È un roller che si mantiene al quarto posto, ricordo ultima partita della regular season in casa, quindi la prossima partita sarà a Scandiano e speriamo di entrare nei playoff. Presidente, dal tuo punto di vista? Dal mio punto di vista, io sono venuto qua dopo 2 mesi che non venivo al roller per qualche problema mio, non mi aspettavo una roba del genere, una partita tirata, avevo già visto le altre partite che i nostri tiravano. Sta serata è stata veramente una serata da... Cardio Palma. Sì, può dirlo, sì. E quindi un roller che era partito per salvarsi e alla fine si trova tra le prime 4 per questo momento. Ecco, come sarà il futuro del roller? Splendido, ovviamente. Allora, io non sono un tecnico, qualcun altro è il tecnico. Io posso solo dire che partiamo spesso un po' pessimisti, poi per strada ci facciamo le ossa e finiamo in bellezza. Vediamo cosa succede. Io mi auguro per i roller che vada avanti in modo tale da vedere altre partite qua quest'anno, perché la squadra è eccezionale. Bene, allora facciamo un complimenti, un in bocca al lupo al presidente Torino Bombieri e al roller. Beh, ovviamente in bocca al lupo, crepi il lupo, mi dispiace per i lupi perché io amo comunque i lupi, però crepi il lupo. Arrivederci presidente.